Il voto che come opposizione, come gruppo del Partito Democratico esprimeremo, che sarà un voto di contrarietà al provvedimento, non dipende dal periodo elettorale, ma è una valutazione di merito che facciamo sulla proposta che la Giunta ha sottoposto all'Aula. Ora, Assessore Calzavara, è vero e anche giusto che tutti i presidenti di regione, quando hanno sottoscritto l'accordo sviluppo e coesione, lo abbiano fatto a favor di telecamera, raccontando un patto che oggettivamente in quel momento veniva siglato tra la regione e il governo, su cifre importanti, che presuppone una condivisione tra la periferia, le regioni e il centro, il governo, sugli investimenti da fare. Tutti i presidenti di regione hanno enfatizzato quel passaggio. Ma sa qual è l'anomalia tra il presidente della regione del Veneto e tutti gli altri presidenti di regione? Che gli altri presidenti di regione vanno nelle aule consiliari, vanno nelle assemblee legislative e attivano, dopo la fase dell'enfatizzo davanti ai giornalisti, anche quella procedura, quella fase di confronto che in questa regione, in questo Consiglio regionale manca da sempre. Questa è un'anomalia oggettiva della nostra regione. Allora a me va benissimo che il Presidente Zaia vada in televisione a fare alle reti unificate il video della sottoscrizione, ci mancherebbe, è lui che rappresenta la regione del Veneto. Quello che non mi sta bene è che dopo quella sottoscrizione non abbia il coraggio e la dignità di presentarsi in quest'Aula a dire ai consiglieri regionali cosa c'è dentro quell'accordo. Questa è l'anomalia tutta veneta ed è qui la fragilità della democrazia di questo Consiglio regionale, che non discute. Io lo so, ci sono diverse forze politiche, guardi i colleghi di Forza Italia, guardi i colleghi di Fratelli d'Italia che lamentano poca democrazia interna alla maggioranza, ma guardate colleghi che non è un problema collegato alle legittime o meno aspettative di una forza politica, è un problema di funzione e ruolo del Consiglio regionale. E se noi deleghiamo tutto a Zaia e Zaia qua non viene mai, stiamo facendo niente. E Zaia non viene mai perché è il primo a pensare che venire qua non serve a niente. È il primo che ci sta umiliando con la sua assenza. E o di questo ne prendiamo atto e traiamo delle conseguenze, oppure sarà sempre così la discussione tra noi, tra chi sta di qua e chi sta di là. Chi dal di là viene di qua, eventualmente, ma un dibattito che nulla ha a che fare con le nostre competenze legislative, che riguardano equilibri, dinamiche politiche, quelle sì elettorali, che non c'entrano niente con l'unica responsabilità che da questi banchi e da quei banchi condividiamo, che è la responsabilità verso le cittadine e i cittadini di questa regione, che abbiamo noi come consiglieri regionali tutti, ma che avrebbe anche il Presidente Zaia, che qui dovrebbe tornare per avere il mandato ad agire. L'altra questione, enfatizziamo il successo, enfatizziamo i contenuti, va bene, ma allora dobbiamo per serietà enfatizzare la gravità del ritardo della delibera CIPES. Perché se il governo avesse avuto la capacità di attivare quella delibera nei tempi normali, non saremmo qua a discutere, le avremmo risparmiato, Assessore, questa discussione. Ed è una questione di, anche qua, rispetto istituzionale. Se il Presidente di una regione, chiunque esso sia, e il Presidente del Consiglio, in diretta TV, firmano un accordo, quell'accordo va rispettato. E quell'accordo include anche i tempi tecnici di realizzazione degli interventi. Include anche la disponibilità delle risorse. Se il governo non è in grado di mantenere questo accordo, di mantenere il rispetto istituzionale di ciò che Zaia e Meloni insieme si sono detti quel giorno a Verona, il 23 novembre del 2023, è un problema istituzionale, prima ancora che politico, che noi dobbiamo denunciare. Tra l'altro, se è vero che la delibera CIPES è stata approvata, al netto dei tempi tecnici che saranno mesi prima che da quella delibera si traduca nel bonifico che dal conto della Tesoreria Nazionale arriva qua, vuol dire che noi abbiamo in automatico, per i ragionamenti fatti oggi, se non ho fatto male i conti, 5 milioni di euro disponibili.
1,5 milioni di risparmi sugli interessi passivi, 3,5 milioni di risparmio sulla manovra della finanza pubblica. Io voglio che quei 5 milioni, che ce lo dica oggi, vadano del fondo per le borse di studio, subito, il giorno dopo che il governo ci trasferisce le risorse in virtù della delibera CIPES, quei 5 milioni liberi vadano alle borse di studio, se no le cose che ci siamo detti fino adesso non valgono niente, se no l'ordine del giorno della collega Baldin non serve a niente votarlo, e se no tutti gli appelli che ho sentito alla sensibilità condivisa per la questione degli idonei non beneficiari non contano niente. Chiudo. I tre punti che ci portano a votare contro a questo provvedimento. Il primo, poca condivisione delle scelte, e credo di aver spiegato ampiamente perché. Non ci avete detto niente, non ci avete raccontato gli interventi che volete realizzare, non ci avete detto qual è il vostro obiettivo di coesione sociale e sviluppo territoriale, e poca comprensione del progetto che ci sta dietro. Perché quando il governo dice cambiamo metodo, non facciamo più i patti per la coesione, ma contrattiamo con le regioni, sul piano politico sta dicendo che vuole aprire un'alleanza tra territori e amministrazione centrale per deciderle insieme le scelte, no? Ma noi manchiamo in quel tavolo di discussione. Chi ci va in quel tavolo di discussione? Sempre quel presidente di regione che qua non si vede mai da 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, è finita la legislatura. L'abbiamo visto 3 volte. Quindi non c'è la condivisione, non c'è la volontà di condividere e non si capisce qual è il progetto di sviluppo, di coesione per questa regione che avete in mente. E che o me lo spiegate in quest'Aula, o il Presidente Zaia viene in quest'Aula a spiegarmelo, oppure me lo devo immaginare io leggendo i 18 interventi che arbitrariamente, discrezionalmente avete deciso di finanziare con questi 600 milioni. Seconda ragione, ci preoccupa fortemente la capacità che la Regione del Veneto ha di rispondere alle necessità dei cittadini. E guardi, Assessore, con tutta la stima e il rispetto che ho per lei, io non posso accettare che di fronte a bisogni materiali delle persone, bisogni di cura, bisogni di casa, bisogni di assistenza, lei mi risponda ma il rating è alto. Io del suo rating non so cosa farmene. Io ho bisogno di una casa dignitosa, di una borsa di studio pagata, di una lista d'attesa accettabile, di una prestazione sanitaria degna e di un'assistenza alle persone anziane non autosufficienti possibile, economicamente sostenibile. Non sono rating, questa è la vita delle persone, alle quali non si può rispondere con un miglioramento del rating o della performance. Questa è la vita delle persone a cui noi dobbiamo delle risposte. E neppure la spiegazione del consenso è sufficiente, mi scusi, premesso che il mondo è pieno di regimi non democratici con un sacco di consenso, dove non c'è Valdegamberi, mi dispiace, ma non è il consenso la misura della capacità di fare politica e di rispondere ai bisogni delle persone. Il consenso risponde a tantissime altre logiche. E in una regione dove governa la stessa parte da decenni, diciamo, il consenso va anche molto assieme all'abitudine, diciamo così, all'incrostazione che sta dentro una democrazia dell'alternanza che in questa regione non esiste. Non esiste. E non si cambia mai una sedia se non esiste un'altra sedia su cui sedersi. Quindi il consenso in questa regione o nelle altre dove una parte politica governa da sempre è un elemento non di giudizio sulla qualità dell'amministrazione. Allora noi chiediamo, a partire da questa variazione di bilancio, un cambiamento radicale nelle politiche economiche e finanziarie di questa regione. Noi pretendiamo, in una fase storica complicatissima, con la guerra alle porte dell'Europa, con una guerra ancora peggiore in un luogo strategico degli equilibri geopolitici, con una crisi sociale che avanza, con tutti gli indicatori di macroeconomia che ci raccontano nei prossimi anni e nei prossimi mesi di scenari drammatici, con le previsioni tutte al ribasso della crescita e del PIL di questo Paese e di questa regione, noi pretendiamo che cambino in profondità le politiche di bilancio, che si metta ordine dentro i conti e che si costruiscano le condizioni
per cui nella nostra regione la qualità della vita e della democrazia inizia a misurarsi sulla capacità che abbiamo di dare servizi alle persone e non sui rating delle agenzie di valutazione. Grazie.